ringrazio il dottor Franzin, sicuramente è un percorso che sarà impervio, visto le ultime situazioni, visto così la latitanza di alcuni enti o di alcuni dirigenti, però sicuramente ci dà ancora più energia per poter continuare su questo percorso, forse più insistentamente, cercando poi di arrivare a quello che sarà l'obiettivo. I contatti con ARPA sono costanti, devo dire la verità, dal nostro punto di vista stanno facendo un ottimo lavoro, nel senso che è stata anche applicata una centralina all'interno della zona industriale fissa che fa un monitoraggio costante di 24 ore su 24 e vengono forniti i dati. Anche i rapporti di colloquio sono molto intensi. Il dottor Salvagni, che ha seguito praticamente il monitoraggio del 2005, costantemente adesso continua a lavorare e ci tiene informati. Naturalmente anche lui dice che sarà un po' difficile trovare le vere fonti. Si sanno quali sono le fonti, però con la caratterizzazione delle polveri e con tutta una serie di adeguamenti si potrà risolvere il problema. Dobbiamo anche dire, magari poi entreremo anche in merito, che la zona industriale non ha una normativa come le zone urbane. Le zone urbane, se passano 35 sforamenti all'anno, devono attuare delle procedure. Milano, sapete benissimo, l'autorità ha fatto 20-25 sforamenti soltanto i primi 2 mesi dell'anno, quindi diciamo si è giocato il suo bonus per il 2010. Invece le zone industriali non hanno una normativa, non hanno un limite di sforamenti, non c'è una norma che prevede questo, quindi è molto anche più difficile intervenire. Se, come è stato detto bene prima, sia la Procura e anche i NOE, che sono a conoscenza di questo, non riescono ad attivare le procedure, è estremamente difficile. Sicuramente in questo momento forse non è il caso di andare veramente a colpevolizzare qualcuno, ma per via traversa arrivare a quello che prima ha detto bene il dottor Franzin. Bene, passiamo di nuovo con gli interventi. Lascio la parola a Michele Pizzolongo, che durante la sua esposizione farà anche... Sì, allora, io vi illustrerò... Scusami, chiedo un attimo, è una cosa che mi sono dimenticato. Vi vedo così numerosi, era l'unica sala consigliare quella che è un po' più adatta ad ospitare questo tipo di mi dispiace per le persone che sono in piedi giù in fondo all'ingresso. Ci sono anche alcune sedie che possono essere benissimo utilizzate, non vi faremo parlare, se poi alla fine vorrete anche intervenire non c'è problema, quindi potete un attimo accomodare, c'è una sedia anche qua avanti, senza stare magari accalcati. Scusate questa parentesi. Allora, io farò un breve intervento facendovi vedere alcune diapositive con alcuni grafici e con alcune considerazioni che sono emerse dopo tanti anni di attività come Comitato di Difesa Ambientale. Il Comitato è nato nel 1992 ed era presieduto dal signor Fausto Del Fabbro, persona molto attiva, deceduta 2 anni fa a causa di un tumore. Io adesso mi porto vicino al computer per poter evidenziare alcune cose e così penso di non star molto, anche perché gli argomenti sarebbero moltissimi e concentrare, diciamo, in 10 minuti l'attività di circa 20 anni non è semplice, anche perché il Comitato si è sempre mantenuto in contatto con tutte le novità del settore, soprattutto anche in contatto col sindaco e anche con i precedenti, però non abbiamo mai trovato una soluzione a questo grave problema. Ci sono industrie che non seguono le norme di legge, non ci sono filtri, non usano quello che è previsto e purtroppo queste sono le conseguenze. Ci sono altre cose molto importanti, si parlava del mucchio di scorie vecchie. Le scorie vecchie, come dirà dopo la dottoressa Gobbi, è un termine improprio, non esiste nel codice del materiale industriale. Sono scorie velenosissime all'aria aperta, dimostrato con comunicazioni scritte che poi vi farò vedere, che vanno sotto il nome di discarica abusiva. Tutti lo sanno, la procura,
i sindaci, la provincia, la regione, il tribunale, i carabinieri, tutti sono al corrente, la ASL, e non so come mai, essendo abusiva, è ancora lì. Quando piove, l'acqua permea, porta tutto il materiale che è dentro in falda e ghiaia sotto, la falda è a 50 metri circa, va tutto nell'acqua, l'acqua arriva fino al mare, per cui tutta la pianura, tutto il Friuli riceve queste sostanze. Noi, senza saperlo, ci troviamo ogni giorno nella minestra queste porcherie. Noi abbiamo anche un record invidiato, penso, da nessuno. Siamo al primo posto in Italia come regione per morti di tumori. La regione Friuli è al primo posto. Quindi io non voglio, diciamo così, dilungarmi, vi mostro le diapositive e poi ne parliamo.